Abbiamo 323 soggetti positivi, però in ospedale abbiamo 23 persone ricoverate e di queste solo uno è in terapia intensiva. Sono quindi numeri che ci fanno, come dire, attenzionare la situazione, ma in questo momento, allo stato attuale, non ci preoccupano. La fotografia precisa della diffusione del Covid-19 nel veneziano è un punto di partenza imprescindibile per affrontare al meglio la sfida rappresentata dalla riapertura delle scuole, un'attività che Lustra Serenissima ha iniziato da settimane. Abbiamo fatto più di 8.000 test sierologici rapidi agli insegnanti. 144 sono stati i test positivi che però non hanno trovato conferma al tampone, quindi praticamente nessun insegnante di quelli che abbiamo testato aveva un tampone positivo. Un team di esperti composto da medici, assistenti sanitari e tecnici della prevenzione è a fianco delle scuole, con anche referenti specifici per il distretto veneziano, di Milano Dolo e di Chioggia. Tutte le scuole hanno un referente Covid. Per rispondere ad ogni domanda e chiarire ogni dubbio delle famiglie, l'ULSS ha avviato una comunicazione a più livelli che non si limita al solo numero verde. Il sito istituzionale dell'azienda sanitaria, dove sono presenti appunto tutte le indicazioni su questo tema. Abbiamo pensato a una messaggistica tipo WhatsApp, quindi con un numero di cellulare dedicato, e a delle mail dedicate appunto a questo tema. Quindi cerchiamo di venire incontro a quelle che sono le domande più frequenti, a quelle che sono le esigenze delle persone e nelle 24 ore in sostanza, usando questa metodologia, questi metodi che sono ormai a portata di tutti. Un filo diretto è anche col personale impegnato a vario titolo negli istituti scolastici. Noi abbiamo iniziato la settimana scorsa, vogliamo continuare settimanalmente a tenere un contatto diretto tramite videoconferenze con il mondo della scuola per monitorare l'andamento della situazione e per rispondere a quelle che possono essere le domande, le esigenze che il mondo della scuola ci pone. Però sempre sottolineando il fatto che l'azienda sanitaria ha un compito squisitamente sanitario, non di logistica, non organizzativo e che opera all'interno di precise linee guida nazionali.